Lunedì agostano di festa a Valvasone per la quinta edizione del Mercato da Favola, una giornata piena di animazione, mercatini, visite in castello e concerti d'autore con il centro storico affollato di turisti, come ci racconta nel prossimo servizio Tino Zava. Questa manifestazione nasce per valorizzare il borgo antico di Valvasone, uno tra i borghi più belli d'Italia, che oltre a essere bello dal punto di vista estetico nella visita anche custodisce dei tesori di grande importanza, un'occasione in più per immergersi in quella che è una delle macchine del tempo del nostro territorio. Apertura straordinaria del castello, gruppi di visitatori accompagnati da guide alla scoperta delle bellezze e dei misteri del maniero di Erasmo, cominciando con le allegorie medievali affrescate e lo splendido teatrino del Settecento. Animatissimo il centro a partire dal mercato tradizionale del lunedì, un tempo tra i più fiorenti della zona. In Piazza Duomo gli spazi dedicati ai più piccoli, ai loro mercatini di vendita e scambio giochi, dove volendo ci si poteva anche affidare alle abili mani di una truccatrice, una festa familiare in fondo. Ci siamo ritrovati qua per passare una mattinata in famiglia, ma in allegria, nel bel centro storico di Valvasone. Bambini che avevano a disposizione anche un laboratorio del pane molto speciale in questo caso. Personaggi delle fiabe in pasta di sale e, se possibile, anche si cerca di fare i personaggi degli affreschi del castello, che c'è il Sumarello e il lupo. Però adesso qualcuno si è cimentato anche in un bellissimo trattore. E poi il talento della gloria locale, Paolo Forte, già campione nazionale di fisarmonica, messo a disposizione anche questo della grande festa. Suonare in paese è bellissimo perché insomma vedi volti amici e allieti le persone che ti hanno visto crescere, ecco insomma. Mentre in Duomo un musicista di fama internazionale come Marco Rossi, origini friulane, si è esibito alle tastiere dell'unico organo al mondo tuttora capace di ricreare le sonorità originali del Cinquecento.